Allora, mia cittadina si passava bene, ma c'erano italiani tanto, era la guerra, non facevamo tanto affari, sortivamo mica fuori. Dopo l'anno di 7 anni, tanto era altre cose, facevo andare a messa, o catecismo. A 6 ore ci volesse in casa, quando suonava a campana, se no ci sortivano a pigliarci i parenti, eh? Anche i preti sortivano per vedere se ne eravamo fuori. E non è mica. 45, quando c'è stata, come si dice, la guerra era finita, l'armistice. Era la più bella annata, dopo eravamo più liberi, potevamo sortire fuori, che tanto quando c'erano gli italiani non sortivamo manco fuori. Da 45 a 53, dopo me ne sono andata a Parigi. Ma questo per chiarire, era un lavoro per lavare i panni, perché non c'era mica, in casa non c'era mica acqua, ci voleva andare a fontana a cercare l'acqua. E avevo un lavoro, faravamo il lavoro, una casa che è finita qui. Wow. No, questo allora non sa che tu mi. E più la corsa che di Nanzo, c'è finita. È finita. A Nanzo andavamo dell'uno dell'altro, la parlato, veniva, chi hai? Vuoi qualcosa? Non c'è più nulla. C'è finita, mica la corsa di Nanzo, è finita la corsa di Nanzo. E i parenti non parlavano manco più corsa di zitelli. E i zitelli comandano, oh basta, è finita la corsa di Nanzo. Quella che ho conosciuto io, è più la corsa di Nanzo. No, sono più pizzuti che la corsa. La corsa mi dico da qua, Mica arriva, ai parenti di questi che facciano arriva, perché sono mica i zitelli che danno comandare. I zitelli, finché li mangiano dei parenti, non mica raccomandare. È usurare che quando li usurano è la natura. Tanto possono comandare, perché lavorano e surano. Ma se li usurano mica, e i parenti, allora ci vuole che i parenti facciano il suo lavoro, e i zitelli che li rispettano i parenti. Tu sai